Oggi si celebra San Gaetano. Il nome Gaetano ha origine latina e significa nativo di Gaeta. Ogni 7 agosto si celebra la Giornata internazionale dei fari. Queste affascinanti strutture piene di storia hanno offerto conforto ai viaggiatori per secoli, svolgendo un ruolo cruciale nel mondo della navigazione. La loro importanza fu riconosciuta ufficialmente nel 1789, quando il Congresso degli Stati Uniti approvò una legge che metteva tutti i fari sotto tutela federale. Visitare un faro è un'esperienza unica, si percepisce un senso di tranquillità e stabilità, sia per gli osservatori a terra sia per i marinai in mare. I fari hanno subito un'evoluzione tecnologica nel corso del tempo, ma la loro funzione rimane invariata, rappresentando un punto di riferimento per i naviganti durante tempeste e notti buie. Uno dei cold case più famosi del nostro paese, l'assassinio della segretaria di Via Poma. Tutto accade il 7 agosto 1990, quando Simonetta Cesaroni, una giovane di soli 21 anni, fu trovata senza vita nello studio in cui lavorava a Roma. Le indagini portarono i sospetti sul portiere Pietrino Vanacore e su Federico Valle, nipote di un architetto residente nello stesso edificio, ma entrambi furono scagionati dalle accuse. La luce si spostò poi sul fidanzato di Simonetta, Raniero Busco, che fu accusato di aver commesso l'omicidio. Tuttavia anche questa pista si rivelò un vicolo cieco, lasciando il mistero intatto. Ma sapete perché vediamo il cielo azzurro? Anche qui la spiegazione si trova nella nostra amata fisica. I raggi del Sole colpiscono le molecole dei gas che compongono l'atmosfera, quindi ossigeno, azoto, anidride carbonica, e la luce viene deviata. In particolare la parte della radiazione a onde corte, quindi quella del blu, viene dispersa in tutte le direzioni e ci permette di vedere blu o azzurro. E nel caso del tramonto dell'alba? In quel caso la diversa angolazione permette la diffusione delle radiazioni a onde più lunghe, come rosso e arancione. Buona giornata ai 12. La luna in Capricorno oggi proprio non ci sta a stare buona e se la prende proprio con Venere e Giove. Quali le rivoluzioni e quale verità pretende in ambito amoroso? Beh, chiediamolo insieme ai segni zodiacali. Ariete, proprio oggi il vostro Marte entra in opposizione diretta non solo con i vostri gradi ma anche con Saturno. È il momento in cui le stelle vi segnalano che è il caso di stare un pochino fermi, di curare un po' le ossa, di avere cura di voi stessi e di smetterla di faticare. Ora è tempo di riposo. Toro, la vostra giornata oggi spegne il trigono con Marte ma accende le diatribe della Luna e di Venere. Il vostro pianeta, appunto, oggi si deve decidere se realmente volete scommettere fino in fondo in un progetto affettivo o immobiliare con il partner o meno. Avete tempo, non siate logorroici, non pensateci troppo. Gemelli, la vostra giornata oggi vede un Urano che inspiegabilmente, piuttosto che muovere le situazioni, tende molto a stabilizzarle. Marte entra in un trigono aereo molto piacevole e tutto sembra filare liscio e per come voi vi aspettate che vada. Cancro, è una giornata oggi molto complessa proprio perché non solo Venere e Giove sono sotto attacco di Saturno ma anche la Luna dispettosissima tende veramente a mettere in crisi un po' tutto. Cari Cancro, non è tutto rose e fiori certamente, però se i rapporti non vanno è il caso a volte di cessarli, anche se questa è una delle cose che più di tutte tentate di evitare nella vita.
Leone, una giornata oggi che reclama un po' di attenzione, sarà proprio Mercurio a chiedere udienza a Saturno. Plutone del resto sta proprio mettendo in crisi le vostre idee, le vuole trasformare, e questo progetto che avete in mente per il vostro lavoro ancora non vi lascia andare completamente in vacanza. Vi si raccomandano in questo periodo viaggi brevi. Vergine, la vostra giornata oggi è caratterizzata dall'uscita di Marte. Finalmente un cielo sereno, un cielo che non ha comunque né pianeti da gestire né qualcosa di particolarmente contro, tranne Urano che vi chiede sempre più di rivoluzionare la vostra vita, di aprire gli occhi sulle cose che non vi piacciono e sulle abitudini che non riuscite a lasciare andare, ma che invece vanno evolute. Bilancia, stupendo il trigono di Marte e di Urano nei vostri gradi. Finalmente vi riprendete un po' di tono, finalmente passione, finalmente riuscite a staccare dai vostri pensieri lavorativi che lasciano spazio alla romanticità e alla passione. Scorpione, e beh, indirettamente per voi si configurano delle piacevolezze zodiacali. Avrete sì l'appoggio di Giove e Venere, che però sono impiegati in una bella lotta con la Luna, ma voi fate da punto di raccordo, nel senso che oggi saprete sfruttare bene le diatribe affettive altrui per una vostra piccola manipolazione positiva e pacifica. Sagittario, la vostra giornata oggi vede l'avvalersi finalmente dell'amicizia di Marte. Marte torna in sestile, torna amico e quindi vi restituisce tono fisico, azione, passione e finalmente vi fa decidere dove andare in vacanza per una nuova avventura. Capricorno, inizia la quadratura di uno dei vostri pianeti preferiti, Marte. Seppure debole in bilancia, la sua quadratura vi peserà proprio perché state covando un senso di rabbia per delle cose su cui proprio non riuscite a farvi capire né dal partner né dal gruppo lavorativo né dai familiari. Oggi dovreste forse un po' riflettere sulla vostra modalità comunicativa, che a volte potrebbe sembrare un po' brusca. Acquario, un bellissimo trigono di Marte si aggiunge al tutto i corollari di aspetti positivi che per adesso stanno caratterizzando molto bene la vostra vita, per cui sfruttate bene questa nuova potenza e soprattutto rendetevi passionali. L'estate, si sa, riesce a sciogliere persino i vostri perenni ghiacci. Pesci, la vostra giornata oggi è caratterizzata dalla fine finalmente dall'opposizione di Marte, quindi questa cielo vi servirà a fare spazio dentro di voi, il vostro cuore, e soprattutto a riprendere le dinamiche affettive che sono state messe a dura prova negli ultimi giorni. È il 7 agosto del 1955 e la Sony sconvolge il mercato lanciando la prima radiolina portatile. Un vero gioiellino che può entrare comodamente in una tasca. Questo aggeggio rettangolare, dotato di una manopola per cambiare la frequenza, diventa subito il desiderio di migliaia di adolescenti in tutto il mondo. La libertà di ascoltare la musica ovunque si va diventa finalmente realtà. Chi di noi non ha mai vissuto una delusione in amore o in amicizia? A volte qualcuno ci chiede una seconda chance, promettendo di non ripetere gli stessi errori del passato. Ma attenzione, perché se finiamo per essere ingannati di nuovo, dobbiamo fare nostro il famoso proverbio inglese: "Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me." Tradotto significa: se mi inganni una volta la colpa è tua, se mi inganni 2 volte la colpa è mia. Insomma, non permettiamo a nessuno di approfittare di noi. Brunelleschi, l'architetto visionario, ha lasciato un'eredità senza paragoni nella storia dell'architettura. La sua opera? La spettacolare cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze. Vinse un concorso pubblico e i lavori iniziarono il 7 agosto 1420, ma la sfida era titanica. Brunelleschi affrontò l'incredulità degli operai, intimiditi dalle dimensioni gigantesche e dall'audacia del progetto. Ma lui non si arrese, anzi, inventò un geniale sistema di impalcature che consentiva agli operai di mangiare senza scendere a terra. Creò anche macchinari all'avanguardia, simili alle moderne gru, per sollevare i materiali. Alla fine Brunelleschi trovò eterno riposo proprio sotto la sua magnifica creazione.
Ci salutiamo con la frase del giorno. Colui che chiede è stupido per un minuto, colui che non chiede è stupido per tutta la vita. Quindi se proprio ve lo state chiedendo, noi siamo qui anche domani per una nuova puntata, per nuove domande e per nuove risposte. Non mancate, mi raccomando. Buona giornata dalla vostra Martina.